di anni fa, nelle calde notti di luna piena, si riunivano dolcissime fanciulle dagli occhi verdi per preparare magici filtri d'amore che usavano per tenere innamorati i propri uomini in eterno. Esse danzavano quindi intorno a un grande noce e leggerissime come mai si trasformavano in creature incantate, capaci di ridare vigore ai sogni disperati dei loro uomini. Una notte però il demonio tentò di impossessarsi delle loro anime libere e trasformò la dolcissima danza che essi usavano ballare attorno al noce in un saba sfrenato. Ma il sentimento d'amore per i propri uomini fu molto più forte della malvagità del diavolo ed il grande noce, mosso a compassione, protesse le fanciulle dalle mire del diavolo, facendole svanire nel nulla. Ma tutte le notti di luna piena esse ricompaiono attorno al grande noce, così come per magia. Esse sono tutte quelle tentazioni che non danno tregua alla mente, e se le ascolti le sentirai presenti nella tua coscienza, vive testimoni della voglia che hai di fuggire del tuo mondo incantato. Le streghe si scioglieranno per te in tanti sogni colorati ed useranno le loro magiche pozioni per ridarti la forza di vivere la straordinaria avventura della vita, della vita, della vita, della vita. Centinaia di anni fa, nelle calde notti di luna piena, si riunivano dolcissime fanciulle dagli occhi verdi per preparare magici filtri d'amore che usavano per tenere innamorati i propri uomini in eterno. Esse danzavano quindi intorno a un grande noce e leggerissime come mai si trasformavano in creature incantate, capaci di ridare vigore ai sogni disperati dei loro uomini. Una notte però il demonio tentò di impossessarsi delle loro anime libere e trasformò la dolcissima danza che essi usavano ballare attorno al noce in un saba sfrenato. Ma il sentimento d'amore per i propri uomini fu molto più forte della malvagità del diavolo ed il grande noce, mosso a compassione, protesse le fanciulle dalle mire del diavolo, facendole svanire nel nulla. Ma tutte le notti di luna piena esse ricompaiono attorno al grande noce, così
come per magia. Esse sono tutte quelle tentazioni che non danno tregua alla mente, e se le ascolti le sentirai presenti nella tua coscienza, vive testimoni della voglia che hai